Il nuovo decreto introduce il Green Pass nel mondo del lavoro, dalle colf alle partite IVA, previste sanzioni da 600 a 1500 euro sia per chi non mostra il certificato verde sia per chi omette i controlli. È quanto avrebbe spiegato il governo nel corso della riunione con regioni, comuni e province. Tamponi per ora a prezzi calmierati, 15 euro per gli adulti, 8 per i minorenni. La parola è passata ora al Consiglio dei Ministri, un provvedimento discusso ma tutto sommato che trova l'approvazione da parte delle associazioni e delle istituzioni. È l'unica strada obbligata, non c'è alternativa. Di fronte a questo, se la motivazione, se lo spunto, se la condivisione non è servita per raggiungere i numeri necessari al Paese, bisogna intervenire, è uno stato d'emergenza, ci sono pochi ragionamenti da fare, bisogna intervenire con l'obbligatorietà. Io sono d'accordissimo, guardi, già noi in Camera di Commercio da metà agosto chi entra in Camera di Commercio deve essere munito di Green Pass oppure di avere un attestato che è negativo al Covid, perché questo ci rende più tranquilli, sereni nel lavorare e soprattutto ci mette nelle condizioni di non chiudere l'impresa, di non chiudere l'attività. Oggi attraverso lo strumento del Green Pass, che quindi è quello strumento che incentiva alla vaccinazione i nostri cittadini, che per quanto riguarda la mia città sfiora l'80% come percentuale, guardiamo al futuro invece con ottimismo, senza pensare a ulteriori chiusure. Il coro è unanime, le aziende e le attività devono rimanere aperte, non solo. Questa è una sfida commerciale, guardate, non è una sfida che si può prendere alla leggera. Assolutamente abbiamo il problema del costo delle materie prime, il problema che non troviamo manodopera e per la ripartenza è veramente un handicap questo. Sindacati favorevoli anche se puntualizzano. Noi siamo perché si estenda a tutti i lavoratori, a tutti i cittadini e non a tutti i lavoratori e basta. L'esempio classico, l'idraulico che ti viene in casa deve avere il Green Pass e se deve avere il Green Pass chi lo controlla? Ma rimane la questione tamponi sulla quale i sindacati non fanno retromarcia. Noi chiediamo invece che non si possano mettere nelle condizioni i lavoratori di sostenere i costi del tampone, quelli che devono fare il tampone perché non sono vaccinati.